Buongiorno a Pino Longo, grande pizzaiolo, famoso in tutto il Polesine, ma soprattutto un amico e tra i pizzaioli più famosi d'Italia. Tu sei a Parma perché, Pino? Allora, io sono a Parma perché sono stato chiamato in giuria, ormai è già la quarta edizione a cui partecipo come giurato. In giuria prima ero come concorrente dove ho avuto qualche bella soddisfazione in passato. E niente, volevo dirvi appunto che c'è la 29esima edizione del campionato mondiale della pizza, che è stato fermo per 2 anni e di conseguenza quest'anno pensavamo ci fosse un poco afflusso, invece hanno superato tutte le aspettative a livello di numeri. Ci sono 800 partecipanti con più di 1000 specialità, perché c'è chi che fa anche 2 o 3 specialità nella stessa manifestazione. E devo dire che sta avendo veramente un grande successo. Ecco, secondo te consiglieresti a un giovane di fare questa professione? Ci sono le polemiche Sì, che... perché No, le polemiche che non questa c'è poco da professione, guadagnare. questa professione la consiglierei a un giovane prima di tutto perché quando si ha qualcosa che si crea tra farina, acqua e altri ingredienti, si riesce a creare qualcosa di buono che soddisfa il palato delle persone, è una cosa veramente piacevole, primo. Secondo, chi è che affronta questa professione oppure gli piacerebbe o gli piace fare questa professione, ha la possibilità di girare il mondo, perché la richiesta di pizzaioli è veramente molto richiesta, il gioco di parole, è molto richiesta, di conseguenza da tutte le parti del mondo cercano pizzaioli. E allora se uno fa questa professione ce ne sono poche che effettivamente ti danno la possibilità di girare il mondo. Di 50 anni che sei pizzaiolo e hai avuto tanti allievi. Che soddisfazione hai quando un tuo allievo riesce a diventare Grande, famoso come te? grande, una grande soddisfazione. Io spero sempre che qualcuno mi superi perché poi i giovani che si entusiasmano a fare questa professione sicuramente hanno a loro volta delle grandi soddisfazioni. Sono molto contento quando vedo un mio allievo o ex allievo fare dei progressi e farsi una posizione come ce ne sono alcuni in Polesine veramente che stanno lavorando molto bene, questo mi riempie di gioia, insomma. Vabbè, Pino, ti ringrazio, naturalmente complimenti perché sei giudice nazionale in questa bellissima fiera e viva la Diciamo pizza! con un po' di presunzione dico che è mondiale, non nazionale. Grande Pino, ciao, ti ringrazio! Ciao, ciao a tutti.